Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su FIFA 14. Allora, visto che è venuto fuori il discorso esperto, campione, campione, esperto, eccolo qua raga, campione, 5 minuti, Serenus. Ok, e proviamo come avete consigliato, Baines a destra e Alabone a sinistra. Allora ragazzi, cioè che pro di dire che il livello è campione al posto che esperto, non ha senso sinceramente, Fiori, cioè, allora quando pareggiavo o vincevo magari 1-0 di merda, allora nessuno diceva niente, ho cominciato a vincere 3-0 così, cioè, cavolo, Fiori, cioè, che spara. Cioè, può anche essere che magari il commendone si sia un attimo svegliato. Vabbè, adesso avete la prova che è campione, andiamo, insomma, riperdo 8-0, così mi prendo gli insulti comendiani, ma d'altronde ci sta, Fiori, le polemiche, o qua, voi siete la stampa alla fine, siete voi a decidere. Attenzione, Rivière, Mani nel pack. Bene, si comincia bene, con l'Hertha Berlino si vince, dai. Con l'Hertha Berlino si vince. Si vince. Royce. Attenzione, Paul. Pogba! E ancora, visto ragazzi. A livello campione ma la sfiga continua. Ma avete... Ah, Giampaolone Rivière. Giampaolone. Scusate ragazzi, momenti un po' difficili per il veneziano. Attenzione Alaba. Attenzione Alaba per Carrasco, vuole un altro gol. Il Carra, ma non ci credo. Mi sto mangiando le impossible. Che Borussia ragazzi, il Borussia dei record. Però siamo ancora 0-0 purtroppo. Attenzione. Vai Ramirez. No. Alaba la mette in mezzo ma ancora niente. Ma è dominio puro Berlino. Andiamo a Berlino Beppe. Carrasco. Non ce la possiamo far, no che potevo far. La. Pazzesco ragazzi. Grandissimo Baines anche a destra fa merdone ragazzi. Bellissima questa, ma recupera l'ultimo, maledetto. Quanti gol che mi sono mangiato, mignottona miseria. Royce, Strootman, Kevinone. Ale, porca troia. La. Occhio Fiori, occhio. Ara il culo, il primo tiro. C'è il secondo in realtà, però bene, vai Royce. E Royce si invola. E il piccolo Royce si invola per Rivière. Vai Emmanuel per Carrasco. Fuori di Carrascone, fuori. Attenzione Royce. Attenzione il Paul e no. Perché non trovo... Non ci credo Fiori, non ci credo ragazzi. Il Don Not parole. Questo è il classico Don Not. Dio Christiansen. Kevinone. Stiamo dominando. Carrasco, bellissima per Ramirez. Ancora. Basta. Royce. Hummels di testa. Alaba.
Alaba e Tramonto, Alaba e Tramonto, Alaba, calcio d'angolo ragazzi. Strootman di testa qualcuno e ancora miracolo ragazzi, se qualcuno ha ancora dei dubbi del livello, cioè ecco una cosa, cioè forse il livello di sfiga, ecco quello non è misurato. Dominio totale, ancora il pole, c'è il gol e silenzio. Pogba la mette, e 1-0, e 1-0. Rivière, sto Borussia c'è ragazzi, sto Borussia c'è, Ramirez e sono due, finalmente Fioi, vedi, fai un gol e fai 50, c'è poco da fare, leggi, io ve l'ho detto ragazzi, non c'entra niente il livello. Devi fare un gol per poi farne 50, una bella squadra, poi FIFA insomma sono proprio una merda. Anche se lo pone nel suo gioco, c'è chi invece chi non apprezza il fatto che faccia tanti passaggi in profondità alti. Il Bayern non gioca, vabbè. C'è chi ha un gioco, chi tiene tanto la palla. Io per esempio sono dell'idea che su FIFA tenere troppo la palla è sbagliato, cioè la può fare nel suo gioco, però che spozzo, cioè qua dobbiamo vincere lo scudetto, chi se ne frega delle polemiche, Carrasco. Il Carra, è sbagliato il Carra. Comunque ragazzi, grazie per Alaba e Baines, perché io i consigli li ascolto tutti. Royce, Emanuele Rivière. 3-0 Borussia. E si gode Reale. Oddio, questa è la classificazione di merda. Ecco, invece ce la faccio. Beh, pare che abbia l'Hertha Berlino o Poretti, insomma. Allora, basta fare un gol. Se tu fai un gol, la difesa avversaria si squaglia, se sono scarsi, chiaramente. Però se il Bayern continua a vincere, cazzo, sono anche un bel filotto, ma il problema è che il filotto del Bayern è ancora più filottoso. Scusate ragazzi, momenti un po' di panico come indiano, io chiedo perdono. Occhio. Ma porca puttana. Va bene, ho staccato un attimo la spina. Carrasco. Ole! 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 Royce! Spettacolo puro. Pogba! Sono contento, così insomma avete anche la prova del discorso del campione. Secondo me era abbastanza chiaro, però magari qualcuno, non so, magari non ha giocato tanto a FIFA, oppure non lo so, magari dai video sembra diverso. Il discorso è che dovete contare che è una bella squadra, però Fiori sono secondo e in Champions League 4 punti, quindi non sto per niente dominando. Cioè, se faccio una partita così a livello esperto, 7-8-0, ma tranquillo, ma non contro Standard Liegi, che è successo una volta, insomma, a sto punto per fortuna, visto che è l'unica che ho vinto così tanto. Cioè, ma a livello esperto sono vittorie troppo semplici. Ramirez, ciao. No, ma Dio Christiansen. Cioè, sto gioco è così, passi da partite che domini, facciamo un po' di turnover, da partite che domini a partite che invece non riesci a fare niente, ma è sempre stato così football, ciao, FIFA, quindi è proprio la normalità. Proviamo. Facciamo così, dai, va bene. Abbatte a sinistra, no, Sampetta un attimo, la prendo così, proprio una coglionata. Che ho pochi cambi purtroppo. Ok, abbatte, ok. Così diamo un po' di riposo. Su 3-1 sono tranquillo, cioè non c'è partita con l'Hertha. Adesso vedi 3-2, no, se arriva 3-2 mi incazzo, Occhio, stai zitto, come non era, stai zitto che è meglio. Che porta una sfiga obesa, dai.
Baines. Alaba. Alaba se ne va. Alaba se ne va. Alaba se ne va. Alabone! Mamma mia, palo. Palo di Alaba. Però la squadra c'è, ragazzi. Che Borussia, che Borussia, che Borussia. E il Borussia Dortmund. Oh, Borussia, le... Occhio. Grandissimo, grandissimo. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua. Alabone si invola. Baines prova il lancio lungo, niente da fare. Oh, vinceremo il tricolore, la. Grandissimo. Kevin, non è Strootman, no, non ti prego, non infortunarti perché sennò sono cazzi. Aubame, grande Aubame, pecca. E che può arrivare un'altra vittoria consecutiva, la quinta o la sesta, se non ricordo in campionato, forse la quinta. Strootman. Jean-Paul Pogba, Giampaolone Pogba. Abate. Proviamo i tiri impossibili con Abate. Se segna Abate da là viene giù veramente allo stadio. 81esimo. Occhio. Buona vittoria, tranquilla, ha preso quel gol, vabbè, un po' la cazzo. Eccolo qua che arriva un altro. Eccolo qua Ramirez. Tira, ma non ci credo. Ma perché mi frego tutti sti gol? Oh, Krafen al rinvio. Tarantan però pom pom pom. Ole. Thiago, Drago, Silva per Pogba 4-1. Giampaolone Pogba. Perfetto, ragazzi. Pallonetto d'antologia. Ciao. 4-1, ale. 4-1, ale. Strootman. Strootmanone, ale. Strootmanone, ale. Strootmanone, ale. Strootmanone, ale. Strootmanone, ale. Strootmanone, ale. A cazzo. Buono Fiore, 4-1, meraviglioso, la squadra c'è, domina. Tutto regolare. Tutto rego, me ne frego. Un telar. Ed è 5-1, ragazzi. Mamma mia, che Borussia. Siamo in una forma schifosamente schifosa. Grandissimi, ragazzi. 5-1. Tutti a casa le. Beh, sono contento di aver, diciamo, levato i dubbi del livello con una prestazione del genere. Grandissimi, ragazzi, grandissimi. Ragazzi, Champions contro il Chelsea, difficoltà campione, 5 minuti, nuvoloso. Ok, campione, andiamo. Chiaramente sarà più dura questa, non me l'aspettavo, un 5-1 con l'Erta, massacrati, ragazzi, siamo in forma, siamo in un bel periodo. Parata, no, fail. Vai.
Borussia Dortmund, Chelsea. Ormai Carrasco ha preso il posto a Pierre-Emerick. E si gode, e si gode. Se muove lui fin qua, se muove lui fin qua. Ragazzi, il Chelsea però è un'altra storia, Il Chelsea è un'altra storia. Il Chelsea. Attenzione Ramirez, l'ex di turno. Ramirez. Per Rivière. Bello. Che dobbiamo passare in Champions, sarebbe bello vincere la Champions, che sarebbe il sogno, e il sogno kumeniano Elbra. Hazard, Eden Hazard. Recupera Thiago Drago. Thiago Drago fa sportellate, grande Thiago Drago. Dai ragazzi. Carrasco la perde in maniera beffarda. Luis, Gundo e anche Gunn, l'ex di turno Lewandowski e Bender. Ma quello è Lars però. Attenzione. Merda, grande. Ragazzi, il Chelsea. Il Chelsea è una bella squadra, mezzo Borussia, Lewandowski e Gundogan. Però noi abbiamo Ramirez, la stella, la vera stella del mondo. E Ramirez si invola in maniera splendida. Ramirez può far tutto, Cross Luis c'è perché è una testona con troppi capelli. Bender, Eden Hazard. Il Gundo. Che gol di merda, vaffanculen. Vaffanculo. Carrasco entra in area e Luis ancora pazzesco, però ha preso un gol proprio di merda. C'ho il Chelsea è una big. Il problema è che lo sapete che il Comendone soffre contro le big. E dai. Pogba. Che cazzo fa il Paul? Lewandowski, Robertino. Mamma mia, che rischio. Vai portierone. Ramirez per Royce. Il Chelsea non è lerta purtroppo. Il Chelsea non è lerta. Lewandowski per Bender, ma recupera Baines molto bene, non stiamo giocando male, il problema è che ha segnato il Chelsea un gol beffardo da fuori area, il portiere forse poteva fare qualcosina in più secondo me. Carrasco, dai Vecchio, su. Pogba, Paul per Strootman, Rivière. Calcio d'angolo, dai. Chelsea è una bella squadra, cazzo, un squadrone. Pogba. Ramirez. Alaba e tramonto per Ramirez. Qua ho sbagliato io purtroppo. Occhio sti contropiedi maledetti. Moses, Bender. Fuori gioco. Moses fuori da gioco. Dai fioi. Hummels. Ramirez. Rivière. Royce. Strootman vede Carrasco ancora lui, Champions. Only you. Carrasco. Ora. Param pam però pom però. Attenzione ancora il Borussia, Carrasco.
Mamma mia, però il Borussia Dortmund, ragazzi, è diventata molto più squadra, rispetto all'altro anno. Carrasco, mettila in mezzo di testa, ma Piterone Cech, l'impenetrabile, ragazzi, l'impenetrabile. Me lo ricordo, su diventa un mito. Monaco-Chelsea, finale di Europa League. No, l'ha cagata, no. Sì, è vero, il Chelsea ha avuto un po' di occasioni, però me la godo. Royce. Porca puttanona. Bravo, prendila. Ocio Fioi. Hazard, una delle stelle più luminose del calcio europeo. Royce. Fine primo tempus. Rivière. Emanuelino. Oh. Ce l'abbiamo noi, lo squadrone, ce l'abbiamo noi. Vai subito. Vai Carrasco, invece non ce la fa il Carrascone nazionale. Però Carrasco fece la capocarriera della Champions probabilmente. Adesso il Chelsea tiene palla ma non fa paura. Invece sì, fa paura, sì, cazzo. Eccola là. Guarda che culo di merda. Che bavoso. Non ho parole. Ragazzi, purtroppo è il difetto del Cumendone con le big. Rivière 2-2. Emanuele. Botta e risposta. E adesso mettiamo ultra difensiva, ragazzi. Purtroppo con le big, però stavo dicendo, andiamo in difficoltà. Nel senso, non siamo efficaci come contro l'Hertha Berlino, lo Standard Liegi, che per carità è normale, però se voglio vincere qualcosa di veramente grosso devo cominciare a battere anche le big. Lo squadrone ce lo abbiamo noi. Royce. Rivière. Bravissimi, vai Royce che si invola. Ma porca trota. Buttalo giù. Bravissimo Pogba, bravissimo il Paul me lo godo. Royce. Ma adesso sono anche soddisfatto, la squadra c'è, il problema è che, ecco, questo è il problema, che sono un coglionazzo, cioè questo purtroppo è il mio problema. Diciamo che non ho comunque troppi ricambi, nel senso, cioè è vero che è una squadra forte, però ho preferito una squadra forte, fortissima ma corta, a una squadra magari un po' meno forte, però più lunga a livello di cambi. Però d'altronde mi sono fatto ingolosire dal centrocampo Ramires Pogba, da Thiago Silva che lo volevo assolutamente, Dragone Silva, e Rivière illumina Pogba. Vai Paul, però Pogba sono strasoddisfatto, secondo me non ho sbagliato un acquisto, alla fine stanno tutti giocando alla grande, cioè purtroppo si è rotto su Arez e quella sta una botta al cuore, cioè. E poi qualcuno mi ha consigliato Diego Costa, che io lo volevo comprare, ragazzi, però poi per fare magari la coppiata su Arez Costa, però adesso è rotto, vediamo magari il prossimo anno, però c'ho il mio sogno è Falcao proibito, perché sapete che io amo Radamel. Ecco perché ste cagate però obese.
Perché l'Obesa? Siamo stanchi però, siamo stanchi, cazzo. No, se prendo così mi gira il cazzo però, Thiago Silva. Ramirez che è morto. Strotto, ma devo fare qualche cambio che sembra mai finita. Cambio. Sì. Una squadra finita, ragazzi. Una squadra finita. Allora. Mettiamo Pierre-Emerick, Classian al posto di Giampaolone Pogba. Doveva mettere sto giovane qua. Insomma, quello là, non sai quanti anni ha in realtà, non ho messo proprio così alla cazza. Bravissimo Alaba. Ma siamo morti, cazzo, la palla deve uscire a un fallo o qualcosa, ti prego. Basta che non sia sul gol. No. Siamo morti adesso. E che anche questo conta tanto, ragazzi, perché quando la squadra è in forma e non è stanca, domina molto di più. Ma queste, ragazzi, sono tutte cose normali, cioè, è che ci sta per rendere anche il tutto più reale, la polemica a fine partita, che sennò solo commenti positivi, sai che do coglioni. Avete ragione, ragazzi, poi il Commendone è pazzo, quindi qualsiasi cosa è lecita. Occhio, bravo che l'hai disturbato. Però cerchiamo di finire il lavoro con un pareggio fuori gioco. No, 3-2. Che schifo, che merda, mamma mia. Aubameyang, che incredibile. Andiamo a perdere una partita che non meritavamo assolutamente. Aubameyang, e che la squadra è distrutta. Aubameyang. Vabbè. Peccato perché proprio non ci sta per niente questa sconfitta, cioè. Solo che c'è, ma vaffanculo, merda umana schifosa. Che rabbia, però il 90°, madonna, che schifo. Gol, no. Questa sconfitta in Champions è un po' pesante, anche perché in casa era perfetto il pareggio, no, devo perderla. Ma porca troia. Che sfiga. Ma lasciami andare avanti, no? Ramirez, finita, 3-2, mandate a cagare. Andiamo a vedere la classifica del campionato. Vabbè. Vediamo cosa hanno fatto le altre. Ecco. Il campionato niente, ragazzi, cioè non va. Il campionato sempre in fuga il Bayern. In Champions siamo. Dove siamo? Secondi, 4 punti, va bene, non siamo messi malissimo. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.